Dicono Di Pietro è isolato, l'Italia dei Valori è sola. Oh, siamo soli con tutti gli italiani. Siamo solo noi che rappresentiamo quella parte degli italiani che vogliono stare con la schiena dritta, che non accettano compromessi, ma che sono disposti ad assumersi la responsabilità di un piano di governo negli interessi degli italiani. Lo dico senza falsa modestia, perché fare quel che hanno fatto e che stanno facendo questi cosiddetti professori ci riusciva molto meglio mia sorella Concetta, che sta qua in mezzo a voi. Si trattava e si tratta solo di individuare dove andare a prendere i soldi che servono di più e dove spenderne di meno perché non servono, sono sprecati. Io parlo alla Concetta Maniera, perché il problema è tutto lì. Noi, lo dico a voi, ma come si dice, scusate, parlo italiano ogni tanto, come si dice dalle mie parti, parlo a suocere per far capire a noi. Noi riteniamo che per fare funzionare le cose i soldi vanno presi a chi finora non ha pagato, a chi li ha nascosti all'estero, a chi pretende che le tasse le pagano soltanto gli onesti, a chi soprattutto li spreca questi soldi. Il caso del Molise è una cosa emblematica. E qui ci troviamo in una realtà dove, lo dico a chi non è del Molise, ci troviamo in una realtà dove è stato commissariato il Molise perché il governatore ha sprecato e mandando in bancarotta il Molise ha spiegato troppi soldi per la sanità. Sapete chi hanno nominato commissario per rimettere a posto i conti? Il governatore. Lo stesso. Cioè, Si controlla da solo. E c'era bisogno del professore per capire che quello faceva quadrare i conti come voleva lui. Amici che sono venuti dal Canada, amici che sono venuti da tutta Europa, dall'Olanda. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire, noi siamo qui certamente per un momento di condivisione, per un momento di allegria e soprattutto per conoscerci fra di noi dell'Italia dei Valori, che sappiamo assumerci le nostre responsabilità. Molti di voi sono nelle istituzioni, governano il territorio, sono amministratori, sono consiglieri, sono anche negli organi di governo, per capire come noi vogliamo assumercela questa responsabilità, però vogliamo capire esattamente per fare cose a favore di chi dobbiamo assumerci questa responsabilità. Quindi consentitemi qualche minuto per dire a voi quel che vorrei dire a chi ci dice che noi non abbiamo le idee chiare. In questo momento che ha idee, programmi, leader chiarissimi. Primo, l'Italia dei Valori è un partito politico che si propone di essere alternativo rispetto alle politiche della destra berlusconiana. Ci ho aggiunto berlusconiana, perché vedete, le brave persone ci sono a destra, ci sono a centro e ci sono a sinistra. Quelle berlusconiane non sono brave persone. Perché cosa intendo dire? Non mi riferisco agli elettori, non mi riferisco agli elettori, perché gli elettori evidentemente sono stati illusi. All'insegno di quale meccanismo ha fatto credere questo signore? Vedete come sono diventato ricco io? Votate me che diventate ricco pure voi. No, scusate, ma stringi, questo è il messaggio che ha mandato. Cornuto e mazziato. Perché in realtà la politica berlusconiana è una sola. Utilizzare strumentalmente le istituzioni per sistemare i propri affari. Innanzitutto i giudiziari, economici, finanziari e lobbistici. Questa non fa gli interessi del paese, perché sistema se stessi, ma manda in fallimento il paese.
Quindi noi ci proponiamo in alternativa a quelle politiche, noi siamo alternativi anche al programma che sta portando avanti il governo Monti. Voglio essere chiaro su questo. C'è un'enorme differenza tra i due, ci mancherebbe altro. Berlusconi mi faceva vergognare quando usciva dall'Italia, perché ci umiliavano, ci offendevano, ci deridevano, ci ridevano, ci prendevano in giro. Monti, non ho nulla da dire sul piano personale, ma la sua politica è una politica che non mi sta bene, perché è una politica che fa quadrare i conti facendo pagare il conto ai più onesti, ai più deboli, alla fascia sociale più tartassata. Attenzione, non lo dico solo io, lo dicono anche coloro che lo sostengono. Perché? Tutti i giorni, oggi è domenica, oggi è sabato, ieri compreso, tutti i giorni in Parlamento i provvedimenti di Monti e del governo Monti passano soltanto perché ci mettono il voto di fiducia. E perché ci mettono il voto di fiducia? Perché non possono votarlo quel provvedimento, se no si vergognano a tornare a casa e gli fanno un mazzo così. Perché che provvedimento è quello di andare a prendere i soldi dove servono che ci stiano i soldi e non andarlo a prendere dove non serve che ci siano? Tra 100 apparecchi per andare a fare la guerra e gli esodati fiscali, dove li devo andare a prendere? Dove li devo andare a prendere? Cioè, fare politica, quel tipo di politica noi non lo vogliamo fare. Allora quando ci dicono ma l'Italia dei Valori si è messo fuori dal centro-sinistra, di quale centro-sinistra? Di quale centro-sinistra? Che cosa si intende per centro-sinistra? In questo momento le politiche cosiddette di centro-sinistra, per esempio quelle dei 10 punti del governo Bersani, sono le politiche che avevamo approvato a Vasto. Ma quelle politiche predicate dal centro-sinistra sono le politiche che non vengono votate in Parlamento, perché in Parlamento vengono votati i provvedimenti di Monti che sono l'esatto contrario di quelle politiche predicate. Allora, io non voglio stare con i preti spretati, non voglio stare con chi predica bene e razzola male. Di quale centro-sinistra parliamo? Io voglio costruire un programma e un progetto dell'Italia dei Valori, un programma e un progetto che, se la legge elettorale sarà una legge elettorale che non prevede le coalizioni, mi spiegate per quale ragione mi chiedete se sto in coalizione o non sto in coalizione? Mi volete dire prima qual è la legge elettorale con cui andiamo alle elezioni? Chiedere a noi di fare adesso un gesto di sottomissione a questa o quella coalizione, senza sapere qual è la coalizione, qual è la legge elettorale, qual è il programma della coalizione e soprattutto con chi mi dovrei sposare, abbi pazienza. I matrimoni per corrispondenza finiscono tutti in divorzio. Ci vuole fidanzamento. Allora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando sento dire che Giovanni, Nicola e Franceschi si sono candidati alle primarie, la prima cosa che gli domando, ma le primarie di che? Se le primarie di partito, se la legge elettorale sarà una legge elettorale proporzionale, ogni partito va per conto suo. Quindi a quale primarie mi devo candidare io? Qualcuno ha messo in discussione la leadership dell'Italia dei Valori e discutiamo, ma nessuno l'ha messo in discussione. Allora che primarie devo fare? Mi devo candidare a proporre un governo dell'Italia dei Valori. Allora mi devo candidare, se ne ho il coraggio, e ne ho il coraggio, di proporre un programma e una leadership dell'Italia dei Valori. Bisogna essere coerenti con questo. Se ci dovesse essere una coalizione, allora io dirò: questo è il programma dell'Italia dei Valori, voglio vedere chi ci sta. Non solo, voglio vedere chi c'è stato fino a mo', perché questa idea, aperti all'UDC, per esempio, fino a ieri è stato con Berlusconi, oggi sta con Monti, aperta a che? Al casino, non al casino. Io voglio una coerenza di programma e una coerenza di comportamento. Quindi io voglio costruire un modello alternativo a questo tipo di governo.
E mi voglio rivolgere a tutti i cittadini, mica solo a quelli che hanno votato a sinistra, pure quelli che hanno votato a destra, pure quelli che hanno votato a centro, soprattutto a quelli che non hanno votato, soprattutto anche a quelli che votano il voto di protesta, che è rispettabilissimo, è rispettabilissimo. Molti se la prendono col Movimento 5 Stelle, ma voglio dire, quelli che votano il Movimento 5 Stelle sono cittadini italiani esasperati, disgustati, che non ce la fanno più. Allora tu a quelli devi costruire un'alternativa, se vuoi che non votano più la protesta. Non te la puoi prendere col sintomo, te la prendi con la malattia, non te la puoi prendere col medico, te la devi prendere col tumore. Allora noi, rispetto a loro, che cosa diciamo? Con noi si può costruire anche un'alternativa di governo. Il 20, 21, 22 e 23 saremo a Vasto. Già dai primi di settembre io pubblicheremo, non so se c'è Maurizio Zipponi, qua c'è da qualche parte, è arrivato? Maurizio, dove sei? Eccolo là. Stiamo scrivendo un programma di governo che lo metteremo in rete, ne discuteremo a Vasto, quello sarà il nostro programma di governo. Come vogliamo fare per reperire i soldi, come vogliamo spenderli quei 4 soldi che abbiamo, cosa vogliamo fare con riferimento alle priorità del Paese, eccetera. E su quello ci vogliamo confrontare e vogliamo costruire un'alternativa di governo. Ci sarà anche il PD, ci sarà anche SEL. Non lo so, dipende da loro, se vogliono fare un governo alternativo a quello attuale o se vogliono continuare a sostenere quello attuale. Noi siamo alternativi a quello attuale e quindi io non mi metto a scatola chiusa in una coalizione senza sapere per fare che cosa, perché questo è il mestiere più vecchio del mondo. E Casini gli sta bene, a me no. Perché ognuno poi alla fine trova la sua sistemazione. A dirvelo questo, perché in questo momento vi prego soprattutto di conoscervi fra di voi. È un momento importante, delicato, in cui cercano di isolarci, di far credere che siamo isolati, cercano di insultarci, dicendo che insultiamo. Noi stiamo ponendo dei problemi politici, non stiamo insultando nessuno. Non è un insulto, né una mancanza di riguardo al capo dello Stato dirgli ricordati che in Parlamento non si può ricorrere tutti i giorni al voto di fiducia. Se c'è una maggioranza di 4/5 di parlamentari si devono assumere la responsabilità di votarla la legge, non di mettere il voto di fiducia. E allora se ricordo questo al Presidente della Repubblica, non cito Di Pietro, cito lo stesso Presidente della Repubblica che a novembre dell'anno scorso ha mandato un messaggio alle Camere dicendo e stigmatizzando che il ricorso alla decretazione di urgenza era un ricorso abnorme, ingiusto e ingiustificabile. L'ha detto lui. Ma perché non lo dice più? Questo non è fare polemica, è semplicemente essere cittadini italiani, non sudditi italiani. Noi non vogliamo essere sudditi italiani. È chiaro? Questa idea che ci si debba dire a noi che stiamo insultando il Partito Democratico semplicemente perché ricordiamo ai cittadini che in questo momento stanno dicendo che i provvedimenti del governo Monti non sono buoni, tanto è vero che hanno criticato lo spending review, però ne hanno votato la fiducia. Cioè, far emergere le contraddizioni non è fare polemica, è far capire agli italiani di chi si possono fidare o no. Perché se non l'avete capito, questi vogliono fare una cosa molto semplice, non sanno come risolvere i loro problemi e allora vogliono andare alle elezioni facendo credere ai cittadini italiani che ognuno di loro rappresenterà gli interessi di chi li vota, per mettersi insieme il giorno dopo come stanno adesso, ancora una volta senza che i cittadini italiani hanno votato. La verità è che non vogliono l'Italia dei Valori perché siamo quelli che denunciamo la malattia, perché siamo quelli che facciamo comprendere le contraddizioni, perché siamo quelli che mettiamo a nudo le loro ipocrisie e soprattutto perché, a differenza del Movimento 5 Stelle, siamo quelli che offriamo un'alternativa di programma sul piano economico, sul piano sociale, sul piano legale, giudiziario, legislativo, sul piano dello stato sociale e dell'impegno che vogliamo dare noi alle fasce sociali più deboli, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e il mercato del lavoro. Queste sono le nostre battaglie. Noi andremo a fare 4 referendum, che sono 4 referendum importantissimi per marcare il territorio per quanto riguarda le proposte di governo. Quando dicono l'Italia dei Valori non c'è una proposta di governo, siamo gli unici che non abbiamo una proposta. Noi abbiamo detto che riteniamo necessario che se c'è un lavoratore che viene licenziato ingiustamente, illegittimamente, deve essere riassunto. Ci state o non ci state?
È inutile che mi dici stai col centro-sinistra, ma tu centro-sinistra, in questo caso che vuoi fare? Mi devi spiegare nel merito, perché è inutile che mi dici ti sposo o non ti sposo con me, ma tu chi sei? Cioè, che cosa vuoi fare insieme a me? Se non puoi costruire semplicemente un interesse di spartizione e di lottizzazione di posti, no, non ci sto. Se vuoi costruire insieme a me un progetto politico, allora ci sta. Ho voluto mandarvi questi messaggi per dirvi com'è importante in questo momento conoscervi fra di voi, perché guardate, l'Italia dei Valori non è quella che stanno descrivendo, guardatevi.